Allora, queste elezioni politiche, come politiche europee, amministrative, non sono andate benissimo secondo il suo punto di vista o sono andate bene? Irriverente, uno stile diretto che bucava lo schermo, Rosanna Sapori, giornalista, dopo l'esperienza a Radio Padania, era arrivata in Veneto ed il suo era diventato subito un volto noto della TV per la conduzione di Sapori Quotidiani e l'Urlo in onda su Antenna 3 e Tele Nord-Est. Il suo corpo senza vita è stato ritrovato nelle acque del lago di Iseo, probabile suicidio secondo gli inquirenti. 61 anni, residente nel bergamasco, Rosanna Sapori aveva da anni intrapreso un nuovo lavoro, faceva la tabaccaia. Dalla scorsa estate, dopo una serie di furti subiti nel suo negozio, la sua vita era cambiata, minata dalla paura tanto da spingerla a scrivere con la consueta schiettezza una lettera di fuoco all'allora ministro dell'Interno Salvini. Era scomparsa da casa lo scorso 27 dicembre, sabato il tragico ritrovamento nel lago di Iseo.